C'è qualcuno? Sì. Provate a chiudere tutti i vostri microfoni. Provate a chiudere il micro. Ma li chiude automaticamente lui da lì i nostri. Chiude automaticamente lui da lì i nostri. Chiudi tu i microfoni loro? Sì. C'è comunque un ritorno molto lungo, eh. Perché? Se parlo adesso mi sentite? Perfetto. Adesso sì. Sì, adesso sì. Adesso bene. Perfetto. Allora chiedevo, e lo dico un'altra volta, c'è qualcuno di voi che mi sa dire a che punto siamo arrivati? Chiunque, uomo o donna, va bene? Tutti bene? In dialetto? No, non così tanto. Non ho queste pretese, dai, no. No, grazie. A me risulta alla fine della scena settima. Sì, no, questo lo vedo anch'io perché lo stiamo davanti. Ma dicevo, siamo di fronte a cosa? Che cosa succede? Cosa sta succedendo? Ci provo io, Dai. sono Irina. C'è questa riunione tra la Rosa e Angelina e Bettina, Sì, che è una riunione nascosta, diciamo, un da parte incognito quasi. Ma per la verità proprio un incognito. Però la Rosa è appena arrivata. Perché sono tutte così contente di aspettarla? Perché l'aspettano tutte in grande ansia, con grande ansia? Perché? perché lei l'ha fatto attrice un po' di tutto sto Perché lei che ha inventata la possibilità di incontrare di i due incontrare due Va bene, novizi. va bene, perfetto. Allora Rosa, che è in maschera, entra. Ho bisogno di 4 signore. Rosa, Angelina, Bettina e Marietta. Ditemi voi che dovete fare. Io ci sono se va bene, qualsiasi. Anche io provo. Basta Perfetto. che... Altra signora Irina anche? Sì, ma non voglio passare davanti a quelli che magari vogliono leggere, non so. Se c'è qualcuno che vuole leggere va bene, ma Io ci sono. la signora Meazza o Mazza, non mi ricordo, Arianna o la signora Caglioni? Posso provare io? Perfetto. Sì, io l'ho letto anche l'altra volta, per cui non ho problemi, però giustamente non vorrei prevaricare. Niente, niente. Allora, chi siamo? Rosa, chi la fa? Antonella. Va bene. Arianna fa Angelina. No, Arianna Va che è bene. fa Bettina, perché è giovanissima. Va bene. Poi la signora Irina farà Marietta. D'accordo. E chi ci manca? Angelina. No? Sì, Angelina. Che la farà la signora Caglioni? E non mi risponde. Signora Caglioni vuole fare Angelina? Sì, ci sono. Bravo. Perfetto. Partiamo allora. La Padrone. Padrone. E tutte rispondono? E tutte rispondono padrona secondo il solito. Padrona. Ma tutte dovete dire padrona. Dove sono le Padrona. Oh, Angelina? Le tarde, cara Shura. L'era ta che me vespeta. Che mi aspetta? Bettina? Ostrega sembla desiderata. Senza SF, ve conterò per sé. Ma si pida per water. Girmi al vostro.
Alghè, che è il carattere de caec. Lo sapete cosa vuol dire carattere del caec? Carattere del cavolo, lo diciamo anche in italiano. Avanti. E Angelina? Doel? Doel. Lo mandat de là col vos marit. O il mio lì che venesche perché gode di parlare. Ah, O magari leggesse una qualche bella notizia. no, Noita. nuità. Noi diciamo nuità in bergamasco, gergalmente. In realtà però è nuità perché nuovo, che da noi è neuf. Va bene. Ma che è gudoter con lui. Eh? Al sarà che il selvatico del mio marito. Certo, ma che ne è moi Ma chi? o il surmenec. O il padre del sposo. Con allegria. Ma come faccia al sai? Ma come fa? Potin o il mio, che è un orso compagno di nostro, prima Di di ost. Prima d'andare della coyote, la Ulissa che era e la serva, la gradic, che era il sur Giacomo col sur Menec. E cosa idrea fa della? Me crede proprio che si sdrea stabilì che il tal contratto. E o belle che capito. Ho capito. E la Fino Bettina? adesso riada su. Cioè, certo. E che il tal amico a sapo de che il tal amico al sapo sai ergotina? Ed è che il talami a spöl sai ergotina. Si può sapere qualcosina? Ah, de che il tal amis? Se propriamente de che il tal. I parla in gergo, i creden che me capisse mia. Parlano in gergo, credono che io non capisca. Ma un po' parlare nete fu di dec. E fo di te. E fo di de. Sigur, la Bettina lascia tot. Oh, cara figlia Rosa, se le sais quanto che so obbligata. Allora, oh cara signora Rosa, se la saes, quat che so obbligata. Se sapesse, un congiuntivo quello lì, Rosa. Ma se c'è ta cara in de là che si fortunata be. Per cos'è po? Me, l'ere mai l'ere mai vest che li c'è, ma ve sicure che lei bumbu. 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 Sì, sapete cos'è un bumbu? È un dolce. Se do il bumbu. Un dolcetto. Bettina non risponde. Angelina. Sbasisoiarieu. Dighe mia perché le olmene ma le proprio un brosce. Bettina si pavoneggia. Angelina. Ma che il giudese ne? E più di to bisogna es bune de fas libè. Più di tutto, bisogna esbune e fas libè. E Bettina risponde. Quando sarà il momento, che penserò. Quando sarà il momento, che penserò, quando sarà il momento ci penserò. E allora? Non è azioni da nessuno, la Bettina. E allora si vedrà si vedranno questi ragazzi. Me digherei proprio di sé. E in dove? Quando, fiora rosa? Quando? In dove? Benedetta sceta, chi più tanta fretta di me? Vota, cosa gavaresti da fa?
De fa. Senti, adesso al venirà che. Che? Piano Che, piano. Angelina, dice che? Che? Sciura se che? Perché? Udare fermi agnecchi? Per essermi anche, non potrebbe venire qui? E Angelina risponde, Tassiso, sfasada che sai mia quel che si dre a contasse. Era sciura rosa. Al conoscio no il mio marito, cirché almeno de fa mia maru. Ma pense gagnac. Al venirà che in maschera e sti de donna. O il vos marit al se rincorserà gnac. Benone. Adesso va. calma. Allora, sapete cosa vuol dire famiglia Maru? Da dove viene? No. Sì, sì. No. Marrone, colore della cacca. Esatto. Brava. Marrone. I marroni sono le castagne. Quindi quando si dice a qualcuno de famiglia Maru, gli si raccomanda di non farsi scoprire. Quindi lei dice, cerchiamo almeno di non farci scoprire, perché la castagna per essere mangiata viene aperta, viene scoperta. Quindi non facciamo la castagna che viene scoperta, facciamo in modo di non essere come la castagna, di non farci scoprire. No, si dice non farsi prendere in castagna, infatti, anche in italiano. Esatto, si prende in castagna, bravissima. Allora, Rosa. Ma pensi gagnac? Ero qua? Sì. Sì. Al venirà che è maschera e stite donna. O il vos marit al se rincorserà gnac. Benone, l'hai proprio pensata giusta. E ciao. Ol me om, le tutoter che bambo. Se il ser in corso può retami. Brava. Ma alla mia sentita, al venirà che in maschera, osti de donna. Estit de donna, vestito da donna. Strigosa. Ma se sarà esti de donna. Ma se sarà estit de donna, chi è che potrà accorgersene? E Rosa dice, Credi un po', sciura Angelina, che mi fiu un torta fidasmia de me. Ghi mie diga pura, al peu anche da, che il ses che a moment, ma se il ges de en, am se che despernoter, a cicerau tantini, cosa che de po de mal, e sen far al ges de capità che me se a taula, la sen fa di me, so me quel che go de di, certo, appena un'oggiadina, quata quata. Quatta, cioè un'occhiatina di sguincio. Appena un'oggiadina de nascundu. De nascundu. E Geralde per lui? E no, cara, come faressere Enie che per lui è stil de donna? O il coquel de stamattina. Non posso. Va bene, grazie. Ciao. Ho capito. Figurenza se il mio om al volincar guckel conos mia. Pota, ma sarà in maschera poi lui? Peggio a mo? No, assolutamente no. Ma so sciura mader, la ga proprio cura de tut. Lo sempre dicmi. Cura de tut. Paura di tutto. Lo sempre dicmi che le ona cagabona. Cagabode. Cagadöbe vuol dire una persona che si nutre di dubbi e di conseguenza, siccome li mangia, ovviamente quando va in bagno li caga. Quindi caga i dubbi perché li ha mangiati. Chiaro? Lo diciamo noi in Bergamasco. Te sei una caga di dubbi. Al savrò no, quel che mi dighe.
Pota a geni su che conosco il mio più di me. Senti, cara Angelina, ol meom el vost i se somea. Iete a zo te du col sigurse. No, ho sbagliato. Zo, tu col Sigurzel. Col sigurse. Cos'è? Ma me La scetta. la falcetto, no? No, Sigurzel. l'accetta, la scura. Accetta. Si usa per dire, sa, quando si taglia la legna, non è che si fanno dei tagli perfetti, si taglia grossolanamente, quindi questi due sono grossolani, sono tagliati con l'accetta. Ma me la semia ciapà la pura. Bra, sei più spiritosa di me. Ecco. I pica la porta. I pica la porta. Ma no, chi pica mia. Porine, al galpa ti duren del pur. Poverina, la galbatidur, il battente. Una volta c'era il battente sulle porte, non c'era il campanello. Quindi ha il battente nel cuore, si sente battere il battente nel cuore. Guardi, cara Angelina, che me, in questo contratto, gone gota de guadagnare. Me ven scarsella ne eu. Lo faccio per la sciura Marietta e perché la sceta che geole ube de là du be. Ma se u genia mal, ma se u genia mal, se voi ne avete a male, se vi offendete, proprio. Proprio. Tu dai desacem sendre. Già che ci siamo. Vabbè, ma se succede svergota, sarà pes per te. Ecco. Ma sentiv mia che dice che chi pica alla porta. Adesso chi ha piccato? Ma bisogna proprio che dorme la serva? Dorme la serva? Da Romè? Cioè, bisogna proprio che la domestica sia addormentata per non aver sentito. Andrò io, dice la Bettina. Sciura no, da Romè. Ecco, andrò me e va la mamma. Io vorrei, vabbè, no, facciamo questa scena e la traduciamo anche la prossima. Manteniamo queste signore, sono tre questa volta, Rosa, Marietta e Bettina, perché Angelina è andata ad aprire. Bettina, parte lei? Sì, stavo scrivendo un appunto. Cara lei, mi raccomando. Cara lei, guardate bene gli accenti, questo non è un accento aperto, è un accento chiuso, quindi cara lei, mi raccomando, che mi deve fa marù. Rosa? Sì, ma le rese mie disgostare la signora Angelina. Ecco. Marietta? Ti mia le badaga trop. Se puder per lei che la povera sceta che la se sposeregna mai. Fera sai. Cosa vuol dire? Cosa gala in pe questa creatura? Le mia capit, le tutta invidia. Get tucat un uomo vec e lei e ade la garabia che alla società gentuca usuan. Allora, gli è toccato un uomo vecchio a lei è toccato un uomo vecchio e adesso è arrabbiata, è invidiosa che a sua figlia ne tocchi uno giovane. Go proprio pura che la sciura Marietta la dica la verità. Dice la Bettina. Ura la di sulla U, ura la ne di su noter. Cosa vuoi dici? Che ne andreci ne anvers. Ecco, ne andreci anvers.
Le buna de di, aduma figurenza figurenza. Le buna di dia doma figurenza figurenza. Va bene, traduciamo. Traduce Bettina, dai. Traduce tutto Bettina. La scena 9. Certo. Ah, sì, ok. No, dalla scena. Ah sì. Cara lei, mi raccomando. Mm. Sì. Sì, ma non vorrei disgustare la signora Angelina. Mm. Non state troppo a badare. Se fosse per quella povera ragazza, Forse per lei, cioè per la Angelina, quella povera ragazza, ah, non si sposerebbe mai, neanche mai. brava. Mm. Bettina? Se saprebbe. Se sapesse, è un congiuntivo, Se sapesse. Rosa, domanda. Cosa vuol dire? Cos'ha contro questa creatura? Mm? Cosa- Va bene, va bene. Voi non avete capito, è tutta invidia. A lei è toccato un uomo vecchio e adesso c'ha rabbia, È invidiosa. è invidiosa che alla sua figlia Un giovane. gli è toccato un uomo, uno giovane, più su. Mm. Ho proprio paura che la signora Marietta abbia ragione. Dica la verità. Mm. Ora dice una cosa, ora ne dice un'altra. Mm. Che cosa avevo detto? Mm. Non c'è né dritto né rovescio. Rovescio. Brava. È capace di dire solo figuriamoci, figuriamoci. Brave, brave signore. Andiamo avanti con la 10ª scena. Ritorna Angelina, che è andata a vedere chi era. Mm. Shura Rosa. Mm. Me? Per cos'è? Maschere give domanda? Chi vi domanda? Maschere che vi domandano, che domandano di voi. E Bettina? Maschere chi ve domanda. Maschere che chiedono di voi, maschere che vi domanda. Mm. Marietta? Sarà che il tal amico? Sarà quel tal amico. Però das, mandel che? Può darsi, mandatelo qui. E sen fal al capita che l'è il meom? E seria, ol vosom, sarò po mia buna de tra insieme una qualche vale, quac, vale, Quack, vale. quac, vale. Poi de mia diga che lei è la mia sorella che la sta là, giusto l'aspettai in che alla per capità di un momento con l'oter. Quindi, anche se capita a vostro marito, non posso dire che è mia sorella che sta a Milano, tanto arrivano in maschera. E Angelina dice, E la maschera om? e la maschera uomo? Come si fa per la maschera uomo? Oh bella, può essere mia essere il mio cognato? Il marito di mia sorella? E cosa digherà o il surtone? Tuo marito, cara Angelina, sa benissimo che quello non è, scusate, il tuo marito Angelina sa benissimo che quello non può essere il signor Tone, perché lo conosce bene. O il metone, quando il che dice de sé, basta che ingearde. Con due giada ben dacia an se capes. Shura Mader, gena più. Gena più. Che cose? Che cos'è? Che cos'è? Deracole. Racole, cioè di seccature. Ne ha più di seccature? Adesso
sta me fe diventare bretina del bu. Vabbè, tanto che i stanghe de là o de i vegne, de che le stesse, alla fine te siete arrescià de più di me. Sciure maschere, avanti. Gol cor che il me sbaciava de ma. Sbaciocca de ma. Sbaciocca de matti, cioè ho il cuore che mi batte, gli sbaciocca proprio fortissimo, da matti, dice lei tra sé. Scena 11ª. Abbiamo 2 uomini. A questo punto li chiamo io e chiamo il signor Pasquale. Nocerino c'è? Signor Pasquale c'è? Assolutamente no. Signor Riccardo c'è? Sì, eccomi. Bravissimo, che potrebbe fare il duca, per esempio. E il signor Gilberto, dov'è Gilberto? Gilberto può fare Filippi? Gilberto non risponde, quindi Stani Sarga. Bene. Va bene? Facciamo Filippi? Bene, le signore magari le cambiamo e facciamo fare, vediamo un po', la nostra amica Valeria Generoso potrebbe fare l'Angelina. Vai la Valeria? Ci provo. Brava. Poi un'altra signora che non ha parlato fino adesso. Non capisco chi sia, ma non importa. La signora Marilena ha voglia di fare la Marietta? Va bene. Va bene, brava. E poi vediamo un po'. Signora Caglioni vuol fare la Bettina? Anche Angeletti. Sì. Signora Angeretti vuole fare la Bettina? Per me va bene. Brava signora Caglioni, ottimo. Allora chi è che ci manca? Abbiamo Angelina, Marietta, Filippi, il Duca, la Bettina, la Rosa. Signora Angeretti vuol fare la Rosa? Faccio la resa e scusatemi per il ritardo, ma l'uomo dispone e l'uomo propone e Dio dispone. Va bene. Allora pronti, parte il Duca. Anziché pronto a servire, care signore. Ecco. Angelina? Serva. Marietta? Chi faccia la Marietta? Scomparsa, la Marietta è scomparsa, ma l'avevamo nominata, vero? Pare sì. Vabbè, ne cerchiamo un'altra. Chi è che sono Cassi Marilena. Brava, ecco, Marietta. Ecco. Allora, aspetti perché sono... Allora, Shura Maschera, la Re Rese. La Re Rese. Filippi. Filippi fa la riverenza alla donna. Bettina. Arde, che belle maniere che il ga. Brava. Rosa? Dia spas maschere. Pota la mesa quaresma. Bergamo è tutta in festa e poi non te in piazza partita, ma fai la nostra parte. Bravo Riccardo, bravissimo. Ciura Bettina, cosa ven par de ste maschere? Cosa è la che dighe? Oh cara, oh che vuoi di de rosa. De Rosa. Rosa. Angelina? Io mi scusi, signore maschere, alle disna lure? Ecco, signore Maschere. Me no, eh. A mesa quaresma, Goltet demanda sogno e bucu. Ecco, perché nutre vorresti andare a disna.
Noten voleresti andare di sna. Scusate, piuttosto. Anverrà subito l'incomodo. Bravo. La Madonna, lo faccio in tempo ne ardaga. Dom sulla maschera, dom. Angelina? Me sente de orecchie che tubercol de me om. Me senten di orecchie che è il tubercolo del Tubercol de mio. me om. Me lo sento nelle orecchie quel foruncolo, quel tumore, quella carne crescente, quella schifezza di mio marito. Maschera, senti una parola. E Filippi si accosta su. Ve piace là? Io non vedo. Una sì. Ecco. E la bella? Ma dove se le bella? Shura Bettina? Mader. Shura Mader. Angelina? Cosa che può adesso? Cosa che può adesso? Almeno se podes vede l'utantini. Adesso proprio peccia. Peccia per i bracci e ti tira via. No, no, disi miei se porterò pazienza. Maschera. Maschera chiama la La Marietta. maschera? Sì, Filippi si accosta e Marietta chiede di nuovo. Vi piace là? Tu. Ancora Marietta. Che è una prisa, maschera. Gli vuole offrire del tabacco. Giura sì. Quando svusma il tabacco, bisogna tirare via la borda, sì. No, la borda. La borda. Ardesse è mai bello. Ma che bella sceta. Riferendosi a lui. Lei è la mia sorella che la sta a Milà. È la mia sorella. E Bettina, ovviamente. E mi fa scappare de grignà. Quando la grigna è molto più bella. Egli che ti risò la borda sotto la gola. Lei è talmente belle che solea al cœur. Sole al cœur. Marietta? Chi è la più bella di ste doccete? Riferendosi alle due, che sono Bettina e Filippi. Filippi si vergogna, Bettina si vergogna. Duca. Sono proprio contento perché per me della Sura Rosa ho godito la più bella commedia di sto mondo. A mo' più bella di quelle che porta su mail social. Angelina? Adesso basta però, né? Ota le ura. Ringrazio se stessure che ha fatto questa bella riunione. Des Frost. E raccomandi piuttosto al Signore che sarà destinato ve sposerete. Basta. Allora dice, adesso basta però, è ora. Quindi ringraziate queste signore che hanno fatto questa bella riunione di straforo, des Frost, quindi di nascosto, e raccomandatevi al Signore che se sarete destinati vi sposerete. E Rosa dice, Sì, adesso partì, maschere. Contentifi se per adesso. Io ho avuto queste cam. Al me porta via al cœur. Arina. Ti risò la maschera. Come fai? So mia frate. E gli chiede me. Fuori, le mie bude comodas la borda. Me grigne la dre. Me no, del bu. Bere china. Caro. Oh, povera me, martira a me. Cosa che adesso? Angelina? Oh, cara, se le cata, enfant Dieu,
no? Ah no, no, scusate, che è il meom? Che il meom? Che il meom? C'est Maria. per amor de Dio. Qual me? È la mia sorella? È la mia sorella. Cosa avete di perché avete paura? Oh, caro, se il me cata o fal, Dieu il me scampe e me liber, so son un di ascondes. Ferma Valeria, ferma. Ve la leggo io. Cara U, se il me cata un fal, se mi coglie in fallo, Dio il me scampi e liberi, Dio mi scampi e liberi. Se son di ascondes. Ascondes. Dite in quella stanza, caro so, l'indaghe della po a lui. Al duca. Vada di anche lei, caro duca. E il duca, Che razza d'embroglio? Io mi hai chiesto, asconde me che sono il duca. che sul duca asconde. E Rosa. L'indaghe sul duca. A me, al me faghe che è il piacer che. Brava. Per farvi piacere, cara sura Rosa, farò a questa. Però l'ho bien capita. E Bettina. Guardò una tremarella che le è a mesa. Sono tutte sgrisoleri. Brava. Cosa vere dice? Che succede in negota? Quando mi darà a disna, i tira su il sotride cope e scapperà. Sono stata troppo cogliona. Una cogliona proprio. Beh, siamo alla 12ª ed è la dobbiamo fare, no? Sì. 12ª inclusa? Sì. Dai, pensavo 12ª esclusa. Sì. Va. Pronti? 12ª arrivano Battista, Giacomo, Tone, cioè sono tutti. Allora, quelli che hanno letto adesso continuano a leggere, ci mancano Battista e Giacomo. Chi fa Battista, chi fa Giacomo? Per esempio, Menec. Dov'è Menec? Menec può fare Battista? In realtà invece di no. Benissimo. Va bene? Fino alla 12ª io includo la 12ª. Va bene. Va bene? Cominciamo? Menec. Chi è che fa Giacomo? Per esempio, vediamo un po'. Signor Morandi? Non mi risponde. Pasquale? No, Oscar. Va bene. Oscar. Va bene. Va bene. Allora, Giacomo, Battista, Tone, eccetera. Il Tone c'era? O no? Mi scusi, cosa devo fare io? Chi è che me lo chiede? Oscar. Oscar. Allora, io avevo detto Giacomo. Giacomo, ok. Va bene. Manca Tone. Manca Tone. C'è un altro uomo che deve entrare. Signora, io sono qui. Non ho capito chi mi ha risposto. Morandi, sono qui. Può fare Tone? Sì, certamente. Grazie. Allora possiamo partire. Via, Battista. Ore, siure, e le mie stufe di spettare, da che un momento mi dradisna, mi spetta al siur Menec e dopo, appena che ria, mi sentöce a tavola. Il semetto a tavola, va bene. Perché Eremia con voto ero siur Menec? Se, certo, l'era con Noder, malgrado un impegno e mancherà poco che il turno andrà. Ma cosa get des se sbatida? Cosa get te des se sbatida? Alla ragazza. Alla ragazza. E lei risponde? Negot? Quella che andare via? Poverina. No, sta che, sceta cara, che geriato il todè, il tedè, geriata il todè, a po' per te, e mi
il mia ira sul Giacomo. Giacomo? Troppe. Egeno a car ade delle. Cioè, e sono contento anche per lei. E cosa dici? Figur, alla merita. La tremarella la mea via per negota. E qui Rosa, che sa tutto, perché È ha una fatto quack novità sul Battista? fa finta di non saperne niente. Sicuro se. Al me diga argot anche a notre. De sicuro che sarò l'ultima a Sahil. Sarò l'ultima messa lì. Senti, cara, dice perché che io in che go proprio mia intenzione di te capega. Sono contento e mi piacerebbe che il chiudesse con te tutti insieme. Bettina, perché? Battista? Tremando. Battista. È finito il Battista? Finito, sì? Devo ripeterlo? No, deve dire cosa gheppo, ma cosa gheppo? Perché lei si accosta tremando. Cosa gheppo? Somiglia a me? Te, Gavremia, te Gavremia la febbre di Olte, ne? Ascolten bene. Ascolten bene che la te passerà in presenza di Cresce Galantom, che ieri miei amici più cari, e di Samuel. Te do la buona nuova che te sei nuessa. È promessa sposa. Bettina trema e piange, quasi casca. Un piaster, cosa si deve fare po'? Ti dispiace che ti abbia fatto nuessa? Sure no. Set chi è il tuo nuessa? Assetti Sì. Se, come faccio a sapere? Chi è che la dice? Sure no, sono gota. Capisse più che sudrea di. Poverina. Poi la mescetta, che candur, i seno le ha da po'. E Rosa, Se il saes. se sapesse. Angelina, Del sang che sa tutto. me lo sento nel sangue che sa tutto. Che mia pericol. E allora vi dirò che il nues l'escet del surmenec e il neut della signora Marietta. Del bu, o il meneut? Che lei che sa tutto, anche lei. Ma cosa me conti se? Che no a car, proprio. Spiudia mia trovate mei. Ecco. Ma quando sfarà lo sposalisse? In che? In che? Certo, in che è un momento. O sul menec l'endaccia caccia mal sospet e la menera che disna insieme e se vede dopo e si dà la mano. Oh, poveretta me. I se prespo? Se me ne ho mia di storie lunghe. Adesso mi trema fino ai budei. Cos'è la mistola? La voce va e viene, io sento poco. Sì. Non si sente, prof. Che facciamo? Ecco, le fettucce sono le mistole. Perché io non ne voglio di fettucce lunghe, perché le fettucce lunghe pendono, no? E lui dice, io non ne voglio di fettucce lunghe. Bene, avanti. Bettina, che trema i bedei. Adesso mi trema fino ai budei. Ma cosa che po'? Negot. Finita. È finita, bene, bravi.
abbiamo un po' di tempo per tradurla. Dai, quelli che hanno letto traducono le loro parti. Via. Allora, cominciamo io con Battista. Oh, signora, oh, signora, oh, signore, oh, signore, non siete stanchi di aspettare? Tra un minuto si andrà a mangiare. Mi aspetta il signor Menec e dopo... Aspettiamo noi. il signor Menec e dopo, appena arriverà, se tocca, ci mettiamo tutti a tavola. Bene. Perché? Angelina? Perché era mai voi, Non il signor Menec, non eravate voi, signor Menec? Menec? Sì, certo, era con noi, ma ha avuto un impegno e mancherà poco che tornerà indietro. Ma cos'è con questa faccia sbattuta, così pallida, battuta, insomma? Certo. Niente, volete che vada via? No, sta qui, cara ragazza, che c'è una cosa, una novità, una cosa per te. Non è vero, signor Giacomo? No, ferma lì. No, sta qui, cara ragazza, che è arrivato il tuo giorno anche per te, era forzato, Damasco. È arrivato il giorno per te. Non è vero? Non è vero, sì. Non è vero? Non è vero, signor Giacomo? Va bene. Giacomo? Giacomo, dai, più buono. Giacomo, non lo sentiamo, lo dico io. Proprio, e sono contento per lei. Sì. E voi cosa dite? Davvero, lo merita. La tremarella non mi va via per niente. C'è una qualche novità, signor Battista? Sì, signora. Marietta? Qualcosa anche per noi? Dica qualcosa anche a noi. Angelina? Di sicuro sarò l'ultima a saperlo. Brava. Sentite, cara, dite pure quello che avete voglia. Oggi ho proprio intenzione non ho proprio intenzione di attaccare bottoni, di litigare. Sono contento e mi piacerebbe che fossimo contenti tutti insieme. Bettina, vieni qua. Questa? Sempre. Ma cosa c'è poi? Che cosa c'è? Dai, cosa get? Che cos'hai poi? Che cos'hai poi? Non lo so neanch'io. Tu non avrai non avrai mica la febbre dalle volte, no? Ascoltami bene, che poi ti passerà in presenza di questi galantuomini che sono i miei amici più cari e delle loro mogli. E ti do una buona notizia, che ti sei fidanzata. Sì, noi essa fidanzata, va bene. Bettina trema, piange, eccetera, quasi casca. Oh, impiastro, cosa stai facendo adesso? Ti dispiace che ti abbia fatto ti abbia fidanzata? Signor, no. Lo sai chi è il tuo fidanzato, il tuo promesso? Signor, sì. Io sì. Lo sai? E come fai a saperlo? Chi te l'ha detto? Signor, no, non so niente. Non capisco più niente di quello che sto dicendo. Oh, povera la mia ragazza. Oh, che candore. E così l'ho allevata. È proprio è così che l'ho allevata. Se sapesse...
Angelina? Mi dai il sangue alla testa? No, no. No. Me del sangue vuol dire me lo sento nel sangue Ah. che sa tutto. Non c'è pericolo. E allora vi dirò che il promesso sposo è il ragazzo del figlio del signor Menec e nipote della signora Marietta. Davvero? Mio nipote? Ma cosa mi raccontate? Sono felice, ne ho a caro, davvero. Non si sarebbe potuto trovare di meglio. Certo. Ma quando sarà il matrimonio? Oggi. Oggi? Certo, oggi. Tra un momento. Il signor Mene che è andato a casa a chiamare il suo ragazzo e lo porterà qui. Mangeremo insieme e subito dopo si daranno la mano. Oh, povera me. Così presto poi? Sì, sì, sì. Non ne voglio di storie, di storie lunghe, insomma, sì. È curato. Sì, sì. Adesso mettevano persino le budella. Le budella. Ma cosa c'è poi? Niente. Bella. Sempre bella. Bravi, veramente. Ci vediamo lunedì con una scena in meno perché ne abbiamo fatto una scena in più stasera, grazie al nostro grande tecnico che ci ha permesso di fare una scena in più. Grazie a tutti. Buonasera, grazie a Grazie tutti. a tutti. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera Maria. Ciao. Buonasera.